Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Max Allegri si ritrova ancora una volta al centro del mercato degli allenatori. Dopo una stagione non proprio felice, conclusasi lo scorso anno con la qualificazione alla Champions League, quest'anno il livornese è rimasto fermo. Un anno sabbatico, durante il quale potrai magari studiare altri coach, trarre ispirazione e, naturalmente, ascoltare le proposte che potrebbero presentarsi. Ora Max Allegri è pronto a tornare in panchina, ma l'ipotesi del Napoli sembra remota. L'allenatore toscano è effettivamente nell'orbita del Milan. Per qualcuno la trattativa è più che avanzata. Non è escluso che incontrerà anche una vecchia conoscenza come Fabio Paratici. Si vocifera che sia attratto dalla possibilità di tornare in rossonero, dove ha già vinto. Alcuni acquisti mirati per riportare subito il diavolo in cima. Non c'è tristezza, ma c'è stato un tempo in cui Allegri Napoli non sarebbe stato un fantacalcio. A darne l'annuncio è stato l'amico e collega Giovanni Galeone, che allenò Max Allegri quando vestiva la maglia del Napoli come centrocampista. Allegri al Napoli, parla Galeone. Tutto è avvenuto in diretta su Tele Lombardia, dove è intervenuto il signor Galeone. Alla domanda su Allegri al Napoli, la sua risposta ha lasciato tutti senza parole. Non so se Conte resterà al Napoli. De Laurentiis ha chiamato Max 8 a 9 volte in passato e lui ha sempre risposto di no. Allegri ha fatto bene negli ultimi 3 anni alla Juventus. È difficile pensare che avrebbe potuto fare di più. Quest'anno abbiamo visto che con Motta i risultati non sono arrivati e, per giunta, ha lasciato da parte la vecchia guardia spendendo tanti soldi, a differenza del mercato fatto con Max. E se il riferimento non fosse una coincidenza? Se Antonio Conte decidesse di dire addio alla sua attuale squadra, le voci si rincorrono ogni giorno. Chissà che non sia lui l'ultima grande rivelazione di Aurelio De Laurentiis. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Accetteresti Allegri nella nostra squadra? O no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!